Inaugurata sabato pomeriggio ad Agrigento la stanza di Livatino, ovvero la stanza della memoria, situata al primo piano dell'ex Palazzo di Giustizia di Piazza Gallo. Qui il giudice lavorò per 10 anni come sostituto procuratore. Tante le presenze tra i magistrati, a cominciare dal procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio, dal rappresentante del CSM Morosini al presidente del Tribunale Falcone. Ma è stata la presenza della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi a far scattare particolari misure di sicurezza. Come era già accaduto anche recentemente per la venuta del Presidente Mattarella e del Presidente del Senato Grasso, i giornalisti sono stati tenuti a debita distanza perché non ci sarebbero state le necessarie indicazioni, così come è sembrato di capire nei colloqui avuti con gli addetti all'ordine pubblico da parte del portavoce del sindaco, indicazioni cioè su come disciplinare il servizio stampa. E così praticamente, e ripetiamo, non è la prima volta che succede quando ad Agrigento vengono organizzate iniziative di un certo livello, per i giornalisti è stato quasi impossibile lavorare. Si è parlato questa sera che la mafia esiste, è come se esiste, ma anche questi momenti servono. La mafia non si combatte soltanto con la polizia, non si combatte con la magistratura, ma si combatte con l'apporto di tutta la società e per cui questi momenti che servono per ravvivare la memoria sono momenti di insegnamento, momenti che segnano, sono importantissimi perché le giovani leve devono crescere con questi valori sani e capire da quale parte stare. Conoscere la storia di questa Repubblica, la storia della mafia, la storia delle istituzioni e la storia della politica. La politica è quella buona e quella che alle volte non è stata dalla parte giusta, è fondamentale. Nella sala sopra di Livatino ha parlato di mafia, non illudiamoci che la mafia è stata sconfitta. Sicuramente serve l'impegno e soprattutto anche l'alzata d'ingegno, un fatto pratico che vorrei sottoporre all'attenzione di tutti, così come la mafia riesce ad alzare l'ingegno e riesce a trasformarsi da mafia delle lupare, delle coppole a mafia dei colletti bianchi, così lo Stato deve in qualche modo, lo Stato, tutti quanti noi, la società civile, le istituzioni democratiche, dobbiamo essere in grado di alzare anche noi il tiro. In quella stanza chissà quanti processi ha istruito Rosario Livatino, anche quelli sulla mafia che poi ha decretato la sua morte. All'epoca la Procura della Repubblica si componeva di 4 sostituti e di un procuratore della Repubblica, quindi i numeri erano abbastanza stretti e questo ci portava, faceva sì che noi fossimo in collegamento continuo, nel senso che non c'era il fascicolo, pur essendo formalmente assegnato a un collega, che fosse il suo esclusivo dominio, tutti partecipavamo. Così è stato per tutti i processi, così è stato per il processo più grosso, che è l'operazione Santa Barbara che ho ricordato nel 1985. Dottoressa, lei che ricordo ha di Rosario Livatino? Ci ha lavorato accanto. Sì, di una persona estremamente mite, una persona molto riservata. Ho un ricordo personale, come dire, eravamo i giovani, io e lui eravamo i giovani della procura, gli anziani erano Cardinale Saieva e facevamo le vacanze, io a luglio le ferie, lui a settembre, facevamo il turno di agosto insieme e lui insieme a me faceva alla fine del turno. Mi invitava sempre a pranzo alle Caprice, esisteva alle Caprice. Era una persona mite, buona, preparatissima, era quello a cui io mi rivolgevo sempre a lui quando c'era qualcosa da sapere, qualche cosa di giurisprudenza particolare, lo dico a Rosario, lo chiedo a Rosario perché sicuramente lui sa, e lui puntualmente lo sapeva. Persona straordinaria, straordinaria.